Buonasera. Un'associazione paramilitare ritenuta altamente pericolosa dagli inquirenti. Un'ottantina circa gli arruolati, pistole, divise e, a quanto hanno stabilito sempre gli inquirenti, un'associazione che avrebbe teso anche un'imboscata al ministro veneto Luca Zaia. E adesso il gruppo rischia fino a 10 anni di carcere. Dalla storia, dalla conferenza di qualche giorno fa della Questura di Treviso, insieme al procuratore della Repubblica Antonio Fogliadelli. L'istituzione di un'associazione paramilitare, secondo la Procura di Treviso, che ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati. Gente con uno scopo ben preciso, secondo la Questura, con in mente un disegno estremamente chiaro. Siamo intervenuti tempestivamente quando questo tentativo si stava proprio per realizzarsi in maniera concreta. Peraltro il materiale sequestrato denota perfettamente questo. Contava già 80 arruolati, ma soprattutto c'era un arsenale forse utile alla difesa dei confini. Divise con gli stemmi della cosiddetta poesia e poi 9 pistole semiautomatiche, decine di caricatori, 2 fucili a pompa e 727 munizioni, parte delle quali detenute illegalmente. I promotori sono 4 su 13 persone indagate, avevano tentato un reclutamento di persone ovviamente da arruolare in questa organizzazione paramilitare. Allora, l'inchiesta avviata dalla magistratura trevigiana era partita lo scorso giugno dopo il pignoramento di arredi e attrezzature all'interno degli uffici della Life di Conegliano. Conegliano, giovedì 25 giugno 2009, ore 9. Il pignoramento di arredi e apparecchiature negli uffici della Life, l'ennesimo nella sua ultradecennale storia, nell'ambito di un contenzioso sul diritto camerale pendente dal 1997. Ed invece quella mattina la nostra telecamera, come intuimmo man mano che i minuti passavano, stava documentando l'inizio di un'inchiesta giudiziaria sulla costituzione in Veneto di un'associazione paramilitare. Scusa, guarda, se la Polizia Nazionale è installata a distanza prosegui. Qualificatosi come ministro dell'interno dell'autogoverno del popolo veneto, a parlare era Sergio Bortotto, al quale faceva capo quella che dal presidente dello stesso esecutivo, Daniele Quaglia, ci venne presentata come la poesia veneta. Si prevede nell'arco di un mesetto di arrivare almeno in un centinaio. Per adesso si è previsto un corpo disarmato, ma quanto prima, come se è nostro diritto, faremo anche un'elite di polizia armato. È un corpo paramilitare? No, un corpo di polizia, non militare. Come ministro dell'interno dello Stato Veneto dico, evitiamo che venga il funzionario incaricato di ordine pubblico perché non è persona degna di attenzione. Sono esclusivamente soggetti alla sovranità dell'autogoverno del popolo veneto. Niente armi in quei locali, venne assicurato. È assolutamente vietato introdurre o detenere armi, quindi se lo usiamo deve lasciare le armi qua. In caso di problemi sarebbero entrati in azione i poliziotti. Si fa presente che in caso contrario interverrà la Polizia Nazionale Veneta. Col presidente provinciale della Life, Mirko Cortina, che esigeva comunque l'intervento della Polizia di Stato, schierata in forze all'esterno del palazzo. Pare che comunque il signore, se devo commettere un reato, Sta commettendo un reato, è già stato identificato. le forze dell'ordine devono intervenire. Stiamo intervenendo. No. Perché stanno facendo un reato, no? Che decido mica il presidente Life. Sì, ma no. Il presidente Life c'ha un amico. Mi spiace. E se non vengono a vedere la televisione voi? 1, 3. Stanno venendo loro due, stanno venendo, se ha garantito lui, guarda. Tranquillo, mi sta roba qua, non mi dà fastidio. Lei è complice di un ulteriore reato, sa che cosa? Adesso, come da disposizioni, mi sembra essere così, non ad essere sfiora neanche l'ufficiale giudiziario il diritto di accedere nel momento, no il diritto, ma se perché abbiamo fatto le nostre contestazioni adesso accede la polizia, aspetta qua. A tratti avevamo l'impressione che non tutti nella galassia Life condividessero la novità della poesia. Sì, va bene, dai, io, ma aspetta un attimo. Posso passare? Sì, va bene, ma dai. Casa mia sta qua, ti provo contrario. No, è casa mia. Poi ti sono niente. Sono Polizia Nazionale Veneta. E ora ecco, dai, porta pazienza. Comunque è casa mia lo stesso. Ufficialmente però l'iniziativa venne difesa. C'è la presenza di una strana polizia qui oggi. Sì, ho visto anch'io che c'è la polizia dello Stato italiano. Quella veneta invece? Beh, è la nostra polizia. Non temete che questo possa ingenerare dei risvolti penali? Per lo Stato italiano ovviamente. Noi altri siamo di agire in autogoverno del popolo veneto. Casomai lo Stato italiano che viola, non rispettando quello che siamo di fare noi altri.
Non era divisa, guardate che se delle tute acquistate, le ho acquistate io online, non sono tutte mimetiche, sono tutte blu dismesse, usate, perché dovevamo fare questo intervento. Quindi là la poesia non c'entrava niente? Assolutamente, là c'è il distintivo, i titolari erano orgogliosi di avere, ma non si era come. Questa è l'email con la quale noi comunicavamo i nominativi dei ragazzi che erano messi disponibili, resi disponibili per fare organizzare questa squadra antincendio e banchi, altre esposizioni. Cosa c'entra l'attentato? L'attentato non so neanche da dove parte. Chi se l'ha inventato? Mi indirizzo e rappresento esclusivamente quelle persone che si è iscritto ad un'anagrafe e si è dichiarato popolo veneto. Quaglia, tutto questo in nome dell'autogoverno del popolo veneto? In che senso? Voi vi definite rappresentanti di questa associazione autogoverno del popolo veneto? Noi altri riteniamo che questa non è un'associazione ma è un'istituzione. Che nessuno di noi dell'autogoverno ha mai dato l'autorizzazione a Quaglia e Bortotto e compagni di fare queste cose e loro avete associato il prodotto tossico nocivo a delle cose che non c'entrano assolutamente nulla. Palmerini, ecco, una replica da Quaglia e poi ci salutiamo. No, non volevo fare una replica, Loris. Non vuole replicare? No, volevo solo ricordare al signor Palmerini che il giorno 28 di agosto, mandava una email a tutto il mondo, perché sembra che sia in possesso dei 200.000 indirizzi email, che parlava così: sovversione armata delle istituzioni venete da parte di Quaglia e Bortotto. Delle istituzioni venete da parte di Quaglia e Bortotto. Leggo alcuni passi. E ci sono in corso. Beh, sentiamo, Palmerini, è vero che c'era questa email che ha fatto girare? No, la data è sicuramente sbagliata. Ah sì? Ed è successiva. Certo. Aspetta, stavo parlando della sovversione interna alle istituzioni. E ci sono azioni in corso per realizzare la polizia armata. Siamo dunque di fronte ad un gruppo... Beh, ma è quello che ha detto anche lei, se non sbaglio, Quaglia. Siamo di fronte ad un gruppo che vuole armarsi sovvertendo le istituzioni, ma con esse non hanno nulla a che vedere. Sì, Quaglia, anche lei nell'intervista alla nostra Angela Pederiva prima parlava di ricorso alle armi. Cosa? Sì, no, questa è una... Sì, no, ma quando Palmerini sottolinea l'aspetto di una polizia armata, cioè mi pare che non dica niente di diverso da quello che diceva anche lei prima nell'intervista. Hanno dichiarato alla stampa chiudo il discorso in questa maniera, Palmerini. Sì, ho impedito l'organizzazione di un gruppo terroristico che distrugga le istituzioni e il loro essere assolutamente legali violando la legge veneta. Allora, l'inchiesta avviata dalla magistratura trevigiana era partita lo scorso giugno dopo il pignoramento di arredi e attrezzature all'interno degli uffici della Life di Conegliano. Conegliano, giovedì 25 giugno 2009, ore 9. Sembrava un servizio di quasi ordinaria cronaca quello. Ed invece quella mattina la nostra telecamera, come intuimmo man mano che i minuti passavano, stava documentando l'inizio di un'inchiesta giudiziaria sulla costituzione in Veneto di un'associazione paramilitare. Qualificatosi come ministro dell'interno dell'autogoverno del popolo veneto, a parlare era Sergio Bortotto, al quale faceva capo quella che dal presidente dello stesso esecutivo, Daniele Quaglia, ci venne presentata come la poesia veneta. Si prevede nell'arco di un mesetto di arrivare almeno in un centinaio. Per adesso si è previsto un corpo disarmato, ma quanto prima, come è nostro diritto, faremo anche un'elite di polizia armato. È un corpo paramilitare? No, un corpo di